Buonasera da Sicilia 24, le principali notizie. L'ultimo saluto ad Aurora, celebrati a Palermo i funerali dell'hostess morta a Vienna. Assente il fidanzato indagato per istigazione al suicidio. I familiari della ragazza continuano a chiedere verità. Assalto armato in una villetta nelle campagne di Santa Maria di Licodia nel Catanese, vittima una coppia di coniugi. Il comando sequestra la donna, la conduce nell'abitazione in paese e svaligia l'appartamento. Ergastolo per Giovanni Salamone, uccisa la moglie originaria di Agrigento come lui nella loro casa ad Alessandria. Sono stato posseduto da Satana, disse ai carabinieri, confessando il delitto. A Palermo cresce l'allarme sicurezza, protesta nella borgata di Sferracavallo, occhi puntati sul Vestino di Santa Rosalia. Il sindaco La Galla chiede aiuto al governo nazionale, nei prossimi giorni incontro in prefettura. Don Rugolo è stato dimesso dallo stato clericale, non è più un sacerdote. Dopo la condanna in appello per abusi nella diocesi di Piazza Armerina arriva a fine processo canonico anche la condanna della Chiesa. Calcio, Palermo in ritiro in Val d'Aosta, Inzaghi aspetta rinforzi in attacco, Palumbo addirittura d'arrivo, Brunori, il mister ha portato tanto entusiasmo. Serie C, il Catania a Norcia per la preparazione precampionato, rossazzurri attivi sul mercato per 2 attaccanti. Bentrovati, Palermo ha detto addio ad Aurora Maniscalco, si sono celebrati i funerali della giovane hostess morta dopo essere caduta al terzo piano a Vienna. L'autopsia non ha ancora chiarito tanti punti oscuri della vicenda. Marco Gullà. I genitori di Aurora piangono incessantemente, gli occhi gonfi dalle lacrime, la richiesta di verità che non è arrivata nemmeno tramite l'autopsia. Questa mattina a Palermo, nella chiesa Maria Santissima Consolatrice di Pallavicino, sono stati celebrati i funerali di Aurora Maniscalco, la giovane hostess morta a Vienna dopo essere caduta dal terzo piano dell'appartamento dove abitava con il fidanzato. Elio Bargione è stato iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di istigazione al suicidio come atto dovuto per consentire al giovane di nominare i consulenti di parte che hanno preso parte all'autopsia. Esame che non ha chiarito del tutto le cause della morte. Per le autorità austriache si tratta di suicidio. L'anima di Aurora alla misericordia di Dio, perché lo abbiamo ascoltato nel Vangelo, Dio non perde nulla di ciò che ha creato. Aurora è creatura di Dio. Presente anche il sindaco di Palermo Roberto La Galla. Prima della messa ha provato a confortare i genitori di Aurora. Non si hanno ancora conferme se prima del volo dal terzo piano ci sia stata assunzione di farmaci o sostanze e inoltre dal fascicolo arrivato dall'Austria mancherebbero le fotografie del ritrovamento del corpo in strada. Inoltre le videocamere di sorveglianza della zona di Vienna non sarebbero abbastanza precise al fine di fornire altri dettagli fondamentali per chi indaga. Sequestrati e rapinati a Santa Maria di Licodia, notte da incubo per una coppia. Ad agire nella villa di campagna un comando di 5 uomini. I malviventi sono diretti poi nella casa in paese dove si sono fatti aprire la cassaforte. Indagano i carabinieri, sconvolta la cittadina. Il sindaco esprime solidarietà. Domani se ne parlerà anche in Consiglio Comunale. Orazio Longo. I carabinieri stanno indagando per ricostruire la vicenda. Di certo si sa che la coppia licodiese, lui 50 anni, lei 45, è stata sequestrata nell'abitazione di campagna da una banda di 5 uomini incappucciati. Alcuni di questi hanno tenuto sotto tiro il marito, mentre gli altri con la moglie si sono diretti nell'appartamento in paese, costringendola ad aprire la cassaforte per portare via soldi e gioielli. Un'azione violenta e spietata col cinquantenne che avrebbe riportato anche alcune ferite. È qui che i malviventi sono entrati in azione nei confronti della famiglia di Santa Maria di Licodia, che tiene una villetta proprio lungo questa strada. Una città sconvolta, Santa Maria di Licodia, piccolo centro ai piedi dell'Etna. È una città preoccupata, non si pensava in una piccola comunità che ci fosse situazioni del genere. Ancora è da capire quello che è successo, però se è vero quello che si vocifera è inquietante. È ovviamente un momento di sconforto per la cittadina. Noi siamo da sempre un paese tranquillo e quindi questi episodi ci lasciano un po' sconcertati. La solidarietà delle istituzioni con il sindaco che annuncia che la vicenda sarà trattata anche in Consiglio Comunale.
perché è giusto che tutte le istituzioni, dal sindaco ai consiglieri al presidente, è giusto che portiamo avanti questa cosa. Io già mi sono sentito con il luogotenente e confido nel lavoro delle forze dell'ordine, soprattutto nei carabinieri delle Ligodie, che riescono a dare alla giustizia chi ha fatto questo gesto vile. Ergastolo per Giovanni Salamone, uccise la moglie Patrizia Russo, agrigentina come lui, nella loro casa in provincia di Alessandria. Un delitto avvenuto al culmine di una spirale di disagio e depressione. Dopo averle inferto 7 coltellate, l'uomo chiamò i carabinieri dicendo che era stato posseduto da Satana. Eva Spampinato. La Corte ha riconosciuto la massima pena per il femminicidio commesso da Giovanni Salamone, l'ergastolo. L'uomo, 62 anni, originario di Agrigento, lo scorso ottobre uccise la moglie, Patrizia Russo, 53 anni, anche lei agrigentina, con 7 coltellate. La Corte d'Assise di Alessandria, dove la coppia viveva e dove si è consumato l'efferato delitto, ha accolto anche la richiesta dei figli della coppia, che si sono costituiti parte civile. La tragedia infatti si è vista con gli occhi di Giuliana e Francesco, 2 ragazzi rimasti tragicamente orfani della madre, assume contorni ancora più strazianti. I figli adesso riceveranno una provvisionale di 250.000 euro ciascuno. Il pubblico ministero aveva chiesto 21 anni, ma la Corte d'Assise ha scelto la massima della pena. Salamone, dopo aver accoltellato la moglie, chiamò i carabinieri confessando il femminicidio, ma dicendo anche di essere posseduto da Satana. L'uomo soffriva di depressione per problemi economici legati alla mancanza di un'occupazione stabile. Dopo l'arresto ha tentato il suicidio in carcere. Le legali dei 2 figli, Butticè e Tortorici, hanno descritto un omicidio lucido e crudele, un gesto pianificato. I legali di Salamone andranno in appello. C'è un fermo per l'omicidio di Salvatore Italiano avvenuto giovedì scorso a Milazzo. Si tratta di un vicino di casa dell'uomo. Procura e polizia stanno lavorando per ricostruire il movente. Francesco Triolo. È un commerciante incensurato di 60 anni, Giuseppe Cordici, di Milazzo, l'uomo fermato dalla squadra mobile di Messina e accusato dell'omicidio di Salvatore Italiano, l'84enne trovato morto giovedì scorso in via Capuana. Il 60enne, per il quale sabato sera è scattato il provvedimento di fermo e il trasferimento nel carcere di Gazzi, è in attesa adesso della convalida da parte del GIP. A difendere l'uomo è l'avvocato Nino Aloisio. Si tratterebbe, come inizialmente sospettato dagli agenti del commissariato di Milazzo e dalla procura di Barcellona che coordina le indagini, di un vicino di casa di Italiano. Ad incastrarlo sarebbero state le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nel percorso tra Fiumarella, dove la vittima abitava, e via Capuana, la zona dove è stato trovato il suo corpo, coperto da sacchi neri di plastica. Le indagini devono chiarire ancora il movente, ma prende sempre più corpo l'ipotesi dei contrasti tra i due legati a questioni personali, probabilmente ad un terreno limitrofo alle loro abitazioni, e si deve capire anche dove sia avvenuto l'omicidio. Le telecamere di videosorveglianza infatti avrebbero ripreso il presunto responsabile assieme alla vittima in una stessa vettura, pare la Fiat Panda di proprietà di Salvatore Italiano. Non è escluso quindi che omicidio e vittima si siano visti in un'altra zona per una discussione che all'improvviso è degenerata. Sono 83 gli incendi registrati oggi. Le province più colpite sono Catania con 22 focolai, Caltanissetta, Agrigento, ma roghi si segnalano anche a Enna, Messina, Palermo, Siracusa e Trapani. La maggior parte degli incendi ha coinvolto aree di vegetazione, mentre sono 5 gli incendi boschivi. Cresce l'allarme sicurezza a Palermo, mentre i cittadini scendono in piazza a Sferracavallo per chiedere maggiore decoro e maggiori controlli. L'attenzione al momento si sposta a 2 giorni del 401esimo festino di Santa Rosalia e alle folle che mobilita. Maglio Viola. Si terrà fra giovedì e venerdì il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica convocato dal prefetto di Palermo Massimo Mariani e allargato alle categorie produttive per affrontare il tema della sicurezza a Palermo dopo l'escalation di reati violenti che riguardano tanto i turisti quanto i palermitani. Una situazione che ha portato il sindaco Lagalla a scrivere al prefetto chiedendogli di farsi portavoce ufficiale col governo nazionale della richiesta di maggiore controllo del territorio dal centro storico alle periferie. Ieri è toccato alla borgata di Sferracavallo scendere in piazza per chiedere maggiore decoro e maggiore sicurezza. I cittadini hanno inscenato un corteo dalla stazione ferroviaria fino alla piazza dei Santi Cosma e Damiano. Anche Assoimpresa si unisce alla richiesta di sicurezza e lancia un appello. Facciamo un appello anche noi di Assoimpresa affinché
gli organismi che hanno il compito di prendere dei provvedimenti urgenti che li prendono al più presto. Ma in attesa del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica cresce l'attenzione in città anche per effetto della 2 giorni dedicata a Santa Rosalia. Fra oggi e domani in città sono attesi non solo i palermitani che scendono a festeggiare la loro patrona, ma anche migliaia di turisti venuti ad assistere ad una festa secolare. Bisogna garantire la sicurezza di tutti sul fronte della prevenzione dei reati, ma anche della viabilità e dei rischi che derivano dalle concentrazioni di grandi folle. Giuseppe Rugolo è un ex sacerdote di Enna, è stato adesso ufficialmente dimesso dallo Stato clericale. A deciderlo è stato il processo canonico che ha riconosciuto nuove responsabilità e mentre la Chiesa prende le distanze, la diocesi di Piazza Armerina finisce sotto accusa con vescovo e vicario imputati per falsa testimonianza. GR Italia. Giuseppe Rugolo, ormai ex sacerdote ennese, è stato ufficialmente dimesso dallo Stato clericale. Anche la Chiesa ha detto il suo basta dopo la sentenza del processo canonico che ha riconosciuto la sua colpevolezza per 2 ulteriori episodi di abuso su minori, oltre all'abuso già condannato dalla giustizia ordinaria su Antonio Messina. Una decisione pesante che arriva dopo la condanna a 3 anni di carcere in appello per violenza sessuale su minori, condanna attenuata dalla giustizia ordinaria per la presunta tenuità del fatto su 2 delle vittime, ma per la Commissione Speciale del Vaticano quella tenuità non esiste. Il collegio ecclesiastico ha infatti ampliato il quadro degli abusi, includendo altri 2 casi risalenti a quando Rugolo era già stato ordinato. Ora la sentenza attende solo la ratifica definitiva dal Dicastero per la dottrina della fede. Curioso e significativo un dettaglio: nella commissione che ha giudicato Rugolo non figurava alcun membro siciliano, una scelta non casuale. Infatti il vescovo di Piazza Armerina Rosario Gisana e il vicario giudiziale Vincenzo Murgano, attuale parroco del Duomo di Enna, sono imputati in un processo parallelo per falsa testimonianza proprio in relazione al caso Rugolo. Compariranno in aula il prossimo 29 ottobre. Credo che la diocesi di Piazza Armerina, ha commentato l'avvocato rotale Alessandro Camedda, sia stata volutamente esclusa. Se il Vaticano avesse voluto coinvolgerla avrebbe nominato il tribunale diocesano e invece il processo si è svolto con membri non siciliani in un albergo. Il caso Rugolo intanto è tutt'altro che chiuso, le ferite per le vittime restano aperte, mentre anche la Chiesa stavolta prova a voltare pagina. È stato ritrovato a Delia, in provincia di Caltanissetta, il ragazzo di 15 anni di Porto Empedocle scomparso la scorsa notte. A rintracciarlo sono stati i carabinieri. L'adolescente sta bene, al momento gli investigatori stanno cercando di capire il perché dell'allontanamento. I 50 comuni della città metropolitana di Catania, strozzati dall'aumento del costo della Tari, scrivono a Schifani e chiedono alla Regione aiuti economici, spese schizzate a causa del conferimento fuori dalla Sicilia. Luca Ciliberti. Ci sono circa 200 comuni della regione siciliana che mandano all'estero i rifiuti e quindi hanno un costo raddoppiato, di conseguenza i nostri concittadini hanno un costo raddoppiato sulla bolletta, sulla Tari. Considerate che oltre 200 comuni per scaricare l'indifferenziata in discarica pagano oltre 350 euro a tonnellata, tanti altri comuni pagano 180-200 euro a tonnellata. I 58 comuni della città metropolitana di Catania scrivono al presidente Renato Schifani per chiedere ulteriori risorse per scongiurare l'aumento delle tariffe Tari a causa degli extra costi. Intanto abbiamo bisogno che la Regione ci venga dietro per avere la possibilità di ridurre la Tari ai cittadini virtuosi. Abbiamo il concorrente tema poi degli ASACOM, che è un servizio indispensabile per i nostri minori con disabilità a cui dobbiamo garantire l'assistenza e l'accompagnamento, e per questo i comuni sono veramente in ginocchio, non voglio dire in difficoltà. Se a questo si aggiunge che centinaia di amministrazioni non possono più conferire all'Entini e pagano costi elevatissimi rispetto ad altri comuni, si comprende bene come la coperta a disposizione dei sindaci sia davvero troppo corta. Chiediamo che la Regione possa dare un contributo programmato anche negli anni, fino a quando poi ci saranno i termovalorizzatori, che è una scelta che noi condividiamo. La Sicilia è una regione dove purtroppo oltre 120 comuni sono in dissesto o in piano di riequilibrio, in molti casi proprio per i costi dovuti ai conferimenti dei rifiuti. Lo scorso anno, in sede di variazioni di bilancio per limitare i danni di questo enorme peso degli extracosti, il governo regionale ha stanziato 50 milioni di euro che hanno in qualche modo ridotto il costo della tassa per tutti i siciliani. Quest'anno ne sono stanziati solo 20. I comuni chiedono alla regione di voler pensare di far diventare le misure strutturali a partire dalla prossima finanziaria. Il giudice monocratico del Tribunale di Agrigento, Andrea Terranova, ha condannato le 2 persone di Favara accusate del danneggiamento della Scala dei Turchi di Realmonte, imbrattata con una sostanza chimica rossa 3 anni e mezzo fa. 3 mesi e 5 giorni sono stati inflitti a Domenico 40 e 4 mesi e 15 giorni a Francesco Geraci. Adesso una pausa, ci vediamo tra poco.
A Catania, sotto la prefettura, sit-in di protesta dei lavoratori dell'azienda Conmar che lavora in appalto con la Free Sun. Da mesi sono senza stipendio, con gli stipendi a singhiozzo e c'è molta incertezza sul loro futuro occupazionale. Questa è la denuncia dei dipendenti. Giusy Lazzara. Il nostro compito è lavorare e non dobbiamo avere problemi negli stipendi, dobbiamo poter tornare a casa sereni e pensare alle nostre famiglie quando finisce l'attività lavorativa. In questa maniera non è possibile, perché dobbiamo alla fine di una giornata lavorativa andare a preoccuparci, dove andare a recuperare il denaro per sostentarci. C'è tutta la preoccupazione dei 100 dipendenti dell'azienda di Catania Conmar, che lavora da anni in appalto con il colosso dell'elettronica Tressan nell'Etna Valley per la realizzazione della Gigafactory. Da mesi ormai stipendi a singhiozzo e incertezza sul futuro occupazionale per il personale altamente specializzato che offre manutenzione impiantistica. Oggi il sit-in sotto la prefettura. Nel sistema degli appalti vediamo che è una catena fatta di tanti anelli, dove l'anello più debole alla fine risultano le maestranze e le piccole imprese del territorio. Decine le famiglie che vivono ormai nell'incertezza. Loro il lavoro lo hanno, eseguito, le giornate le hanno fatte, bisogna che vengano pagati. In questo momento questo rispetto non esiste. In una terra assetata di lavoro stabile, vedere un progetto strategico come Tressan trasformarsi in una fonte di precarietà chiede adesso l'intervento delle istituzioni. Tornano ad aprirsi i cancelli dello stabilimento ex Fiat ed ex Bluetech di Termini Imerese. Prende il via la seconda fase rilancio prevista al piano industriale della Pelligra, che ha rilevato lo scorso anno lo stabilimento, vincendo la gara lanciata al Ministero del Made in Italy. Sono tornati al lavoro dalla cassa integrazione i primi lavoratori per iniziare la ristrutturazione del sito ex Fiat. Adesso parliamo di cultura. A Piazza Armerina è inaugurata la mostra Ecus Interlumina, un'esposizione diffusa dell'artista messicano Gustavo Aceves, che annuncia: realizzerò un'opera in marmo che regalerò al territorio. Orazio Longo. In italiano vuol dire cavallo tra le luci. Ecus Interlumina è il titolo della mostra dell'artista messicano Gustavo Aceves, ospitata nella Villa Romana del Casale di Piazza Armerina, un percorso dedicato alle statue equestri dell'artista coniugate con la cultura siciliana. Il fatto che il cavallo sia così importante nella cultura italiana, in speciale in questa zona, Sicilia, mi ha provocato l'idea di far rientrare i miei cavalli a casa sua, perché l'origine dell'estetica di questi cavalli è totalmente italiana. 224 opere visitabili fino al 31 dicembre all'interno di un'unica grande area geografica che coinvolge 4 comuni, oltre a Piazza Armerina anche Aidone, Mazzarino e Pietraperzia, dal Parco Archeologico di Morgantina alla Villa Romana del Casale. L'esposizione è prodotta dalla società Renaissance SRL ed è promossa dalla regione siciliana, curata da Vincenzo Sanfo e Nicola Barbatelli. Un esperimento culturale che vede fronteggiarsi la cultura classica, quella antica, tardo-antica, con la scultura di uno straordinario artista contemporaneo. Aceves ha poi annunciato che realizzerà e donerà un'opera permanente per la città di Piazza Armerina, una testa fatta in marmo grande di 4 metri che rappresenterà il figlio prodigo del cavallo che è andato in America e che ora ritorna alla sua origine. Adesso una breve pausa e poi il calcio. Eccoci al calcio, prime ore di ritiro per il Palermo in Valle d'Aosta. In conferenza stampa oggi Brunori ha detto: Inzaghi ci darà molto. Mercato in arrivo, Palumbo. Marco Gullà. Baci, abbracci e sorrisi. Il Palermo ha riacceso i motori in ritiro a Châtillon in Valle d'Aosta. Ieri l'arrivo, oggi la doppia seduta con il neoallenatore Pippo Inzaghi, che sta già forgiando i suoi dettami tattici al gruppo. Il tecnico è stato tra i più acclamati dai supporter quando la squadra è arrivata nel quartiere generale di San Vincent, il Biglia, lussuoso hotel a 5 stelle che ospiterà il rosanero fino alla fine della preparazione. Questa mattina la conferenza stampa di Matteo Brunori, che elogia già l'operato del tecnico. Era da anni che non mi sentivo così. Inzaghi ci trasmette grinta. Sicuramente le prime impressioni sono super positive, è arrivato il mister che ha portato tanto entusiasmo e ci trasmette sin dalle prime parole che siamo detti
c'è tanta voglia di fare, c'è tanta voglia di dimostrare, quindi questo è lo spirito che serve per affrontare un campionato importante. Mercato, Antonio Palumbo si appresta a diventare un nuovo giocatore del Palermo. Il DS Osti, durante lo scambio con un tifoso in ritiro, ha confermato che la trattativa è in fase conclusiva. Al Modena andrà Di Mariano, ormai fuori dal progetto del club. In arrivo c'è anche Giasi. E il Catania trascorrerà il ritiro a Norcia. Sul mercato i rossazzurri sono in pressing su 2 attaccanti, mentre a Trapani oggi e domani si svolgeranno i test fisici per i giocatori e comincia a muoversi anche il Siracusa. Francesco Triolo. La partenza per il ritiro di Norcia con la squadra oggi in viaggio è il segnale che la nuova stagione del Catania è ufficialmente iniziata. Da domani i rossazzurri lavoreranno agli ordini di Mimmo Toscano in attesa che la rosa venga completata. Dopo l'ufficialità di Casasola sono attese quelle di Pieraccini e Rolfini oltre che Donnarumma, ma sono altri 2 i nomi su cui sembrano essersi concentrate le maggiori attenzioni del direttore sportivo Pastore. Quello dell'attaccante classe 92 Leonardo Mancuso del Mantova, e per lui sarebbe pronto un contratto di durata biennale con opzione, e quello di Francesco Forte, anche lui attaccante, che ha risolto il contratto con l'Ascoli. Da oggi poi via anche alla campagna abbonamenti. A Siracusa è il giorno delle prime ufficializzazioni. La prima è quella del rinnovo di Candiano, mentre sono in definizione i prolungamenti dei contratti di Limonelli e Di Grazia. Si attende nelle prossime ore anche l'ufficialità di Antonello Laneri come nuovo direttore sportivo. A Trapani tra oggi e domani sono attesi in sede vecchia nuovi ben 13 giocatori per essere sottoposti a visite mediche e test fisici, per poi trasferirsi nel ritiro di Troina, dove da giovedì e fino al 31 luglio svolgeranno la prima fase della preparazione agli ordini di Totò Aronica e del suo staff. In via di definizione anche le amichevoli. La seconda fase degli allenamenti è prevista a Valderice. Intanto la società sul mercato deve sfoltire la rosa e ancora completarla con 3 elementi, 1 per reparto. E prima di chiudere una notizia appena battuta dall'agenzia ANSA. Il presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno ha rinunciato all'auto blu. Da una settimana raggiunge Palazzo dei Normanni con mezzi propri. Galvagno è indagato alla Procura di Palermo per corruzione e peculato. Quest'ultimo reato riguarderebbe proprio un uso improprio dell'auto di servizio a disposizione della massima carica del Parlamento siciliano. Adesso è davvero tutto, grazie per l'attenzione, buona serata.